Eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family Salute e Benessere. Oggi salutiamo, quale nostro gradito ospite, il presidente regionale di Animo, Roberto Marson. Buongiorno, grazie per essere qui. Intanto spieghiamo ai nostri telespettatori che cos'è Animo. Sì, Animo è l'Associazione Nazionale degli Infermieri di Area Medica, che io rappresento per il Friuli Venezia Giulia già da alcuni anni. La nostra associazione è un'associazione a livello nazionale che ha poi le sue diramazioni a livello regionale. Siamo presenti in tutte le regioni d'Italia. L'associazione sta crescendo moltissimo. Negli ultimi mesi siamo anche diventati società scientifica e questo ci ha resi molto orgogliosi, ma anche ci ha dato questo stimolo di fare qualcosa in più, perché essere una società scientifica ci impone di produrre anche documentazione scientifica, di essere presente ai vari congressi, insomma di fare uno scatto anche culturale come associazione. Noi lavoriamo da anni in partnership con il FADOI, che è invece l'associazione, quella società scientifica dei medici di medicina ospedaliera. Questa partnership ci permette, una partnership che poi noi condividiamo anche nella realtà professionale di tutti i giorni, ma anche nei momenti culturali che insieme organizziamo già da molti anni. Ecco, è per questo che avete lavorato proprio, no? Avete lavorato insieme a un congresso e ne abbiamo già parlato con il dottor Stefano De Carli nella puntata precedente. Avete partecipato, avete organizzato insieme questo congresso alla Dimoretta per affrontare quella che è la situazione, quella che deve essere la medicina del futuro, quindi sì. Analizzato la situazione che sappiamo benissimo, quella che è la situazione a tavola, ma soprattutto è stata l'occasione per trovare soluzioni per il futuro. Assolutamente sì, è stato come ogni anno e come ogni occasione è stato un momento estremamente importante. Tra l'altro abbiamo avuto una elevatissima partecipazione sia di colleghi infermieri e di medici internisti. La giornata si è svolta in due mezze giornate, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Il venerdì pomeriggio le due società scientifiche si sono incontrate separatamente. Noi come Animo abbiamo affrontato tutta una serie di argomenti organizzativi, perché i professionisti hanno la necessità di confrontarsi costantemente sui modelli organizzativi. In questa occasione particolarmente il modello organizzativo più importante certamente ha riguardato la gestione dei pazienti Covid, che anche le medicine hanno gestito in maniera importante durante insomma, questi lunghi anni di pandemia, e i professionisti hanno sentito la necessità di confrontarsi nei modelli organizzativi, ma anche nei vissuti personali. Hanno avuto la necessità di raccontarsi i momenti di emotività, i momenti di difficoltà nei confronti del paziente, ma anche di una diversa modalità di prestare l'assistenza. Momenti che attendono di essere ancora riconosciuti, no? Perché qualcuno, cioè gli infermieri in prima linea, attendono ancora di essere riconosciuti non solo dai malati. Assolutamente sì. Gli eroi del momento. L'abbiamo detto in tutte le salse, no? So, gli eroi che erano in prima linea, le fotografie. Assolutamente, poi esattamente, gli eroi si dimenticano quando le cose vanno un pochettino meglio, gli eroi perdono subito un po' il loro valore. I professionisti comunque escono da questi anni di pandemia molto stanchi, perché al di là dei turni di lavoro che sono sempre assolutamente stressanti, ma poi le modalità di prestare l'assistenza, soprattutto nei reparti Covid, è estremamente faticosa. Ricordiamo soltanto tutta la necessità di dover essere preparati anche con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per proteggersi il più possibile.
quindi l'essere vestiti con queste tute, ora poi che arriva il caldo, che è arrivato il caldo, queste tute sono impossibili da gestire, quindi insomma i professionisti hanno la necessità di fare le pause, quindi è estremamente complicato anche per chi organizza l'assistenza. E tra l'altro siete in un numero sempre più ridotto, no? Sempre più ridotto perché ci sono sempre meno persone che scelgono forse anche la professione, o se ne preparano troppo poche? Sì, probabilmente entrambe le cose. La professione non è tantissimo appetita perché la considerazione sociale del ruolo dell'infermiere non è poi così importante. La remunerazione lo sappiamo. E poi probabilmente anche ma è vero che qui in Friuli Venezia Giulia, sia per quanto riguarda i medici che per quanto riguarda gli infermieri, gli stipendi sono più bassi, no? Rispetto ad alle altre regioni italiane? Sembra di sì, sembra che in altre regioni gli stipendi si tratta probabilmente di indennità particolari che nelle altre regioni riescono ad erogare, questa regione probabilmente... Però è sempre stato, cioè non è che sia una... No, non è che scopriamo, cioè è come scoprire l'acqua calda in sostanza. Sì, effettivamente così, effettivamente così. Sì. E poi probabilmente, come diceva giustamente lei, forse le università preparano un numero insufficiente di professionisti. Poi la nostra regione logisticamente è anche piuttosto decentrata, quindi molti professionisti arrivano nella nostra regione non trovando lavoro magari al sud, però appena possibile. Se ne ritornano a casa loro, chiaramente. Esattamente, lasciando poi dei buchi incredibili che difficilmente le nostre organizzazioni riescono a colmare. Ma anni fa si parlava di graduatorie regionali, no? Ricordo, sì, qualche anno fa che sì, ci sono proprio era stato posto questo problema, sì, perché c'era stata un'altra emergenza e quindi erano arrivati gli infermieri, gli stranieri, no? Sì. Quindi dovevano imparare la lingua. Sì. Abbiamo avuto anche negli anni diverse ondate di infermieri stranieri che al di là di un percorso culturale e universitario diverso dal nostro, molte volte hanno anche questa problematica della lingua. Sì. Poi chiaramente chi decide di restare con noi poi piano piano chiaramente raggiunge le performance degli altri infermieri, però all'inizio l'approccio è sempre un po' complicato. Senta Marson, quindi qual è il suo suggerimento? Che cosa si può fare perché noi abbiamo sentito esclusivamente il punto di vista dei sindacati, i rappresentanti sindacali, però come presidente di questa associazione, qual è il suo suggerimento come presidente di un'associazione scientifica? Sì, innanzitutto probabilmente vanno ritarati i numeri posti alle università nella facoltà di infermieristica e va fatta una programmazione seria di quelli che sono i fabbisogni. È vero che la pandemia ha incredibilmente aumentato in breve tempo e qualsiasi organizzazione si sarebbe forse trovata impreparata. Di fatto però i numeri erano insufficienti anche prima della pandemia. E poi c'è la fuga verso il privato. Poi c'è la fuga verso il privato dove le condizioni di lavoro spesse volte sono migliori e forse in alcuni casi anche la retribuzione. E quindi insomma il pubblico non è più così appetibile come lo era forse una volta. Quindi lei suggerisce incrementare il numero di persone che si possono iscrivere, sì, quindi certo, aprire questo numero chiuso, secondo lei? Aumentare i numeri. Perché adesso quanti sono o quanti possono accedere? Ma circa un centinaio, i numeri cambiano da anno a anno, generalmente insomma in Friuli un centinaio. E sono troppo pochi, perché poi devono seguire i 3 anni e poi hanno altri 2 anni per prendersi la magistrale, no? Sì, se poi vogliono continuare il percorso ci sono 2 anni di formazione post base di laurea magistrale, sì, che però in questo momento ha solo uno sviluppo organizzativo, non tanto clinico, più organizzativo. E poi secondo me la figura dell'infermiere va ancora valorizzata. Noi nelle nostre aree mediche
siamo anche molto fortunati perché lavorando in sintonia con, Sì. con i medici di medicina interna abbiamo una sorta di valorizzazione già interna del nostro ruolo, però questo non è sufficiente, abbiamo bisogno di dispositivi legislativi che in qualche modo riconoscano la competenza e la professionalità che in questi anni anche l'infermiere ha acquisito. Come è uscito dal congresso? Siamo rimasti molto soddisfatti, ne abbiamo anche discusso col dottor De Carli a termine del convegno, siamo rimasti molto soddisfatti, c'era proprio la necessità di rincontrarci nuovamente, di riprendere un po' quella che è la nostra normalità e i professionisti, noi notiamo questa necessità di confronto sia all'interno della nostra professione ma anche con i medici con cui lavoriamo tutti i giorni, anche perché ne escono sempre degli spunti importanti che poi ci portiamo a casa nella nostra realtà quotidiana di lavoro, no? E quindi siamo rimasti soddisfatti sia per la partecipazione, ma poi i colleghi ci hanno ringraziato di aver organizzato una giornata con dei contenuti così interessanti e questo ci ha inorgoglito certamente. Bene, ringraziamo Roberto Marson, che ricordiamo essere presidente regionale dell'associazione Animo. Grazie per essere stato con noi, grazie a lei grazie ai nostri amici telespettatori per averci seguito e noi ci vediamo la prossima settimana sempre con la rubrica Family, Salute e Benessere. Arrivederci.